Terza corsa a cavalli di 4 anni al via con i Salchi Gentleman. 1 Extreme Bar, 2 Iolo, 3 Edgar, 4 Evangeline, 5 Helios Chuck SM, 6 Evan Spritz, 7 Elertama, 8 Arnaldo Benal, 9 Elomar, 10 Explosive Girl LF, 11 Unplane B. Edgar Extreme Bar, i due favoriti quando la macchina stacca. Sono veloci, numeri alti, sbaglia Extreme Bar e così al comando va Evangeline nei confronti di Helios Chuck Numero SM 1 e Extreme all'esterno Bar anche Evan Spritz. squalificato. L'imbocco della prima curva Evangeline al comando, galoppa Evan Spritz, cerca di sistemarsi secondo in corda Helios Chuck SM e ci riesce. All'esterno Edgar che punta in avanti dopo 200 metri passati in rallentamento in 15,4. Edgar si presenta e ottiene strada da Evangeline. E così Edgar che passa a condurre dopo 300 metri di corsa, Evangeline in seconda posizione, ha rispostato di fuori Helios Chuck SM che va a prendere la seconda pariglia sull'avanzata esterna da parte di Explosive Girl LF. 30,5 per i primi 400 metri di corsa da parte di Edgar che prosegue in vantaggio dopo 600 in 46,1. Figlio di Orlando Vici, interpretato da Massimiliano Michelotto, passa davanti alle tribune al comando, viene via dalle retrovie Elomar che punta con decisione in avanti, aggira il gruppo e cerca di portarsi su Edgar, 800 in 1,1,7, Elomar che attacca in terza corsia e si porta all'esterno di Edgar che continua in vantaggio su Evangeline, Elomar di fuori in corda e Iolo. In seconda pariglia ora Explosive Girl LF, poi ancora Elertama, chilometro in 1,16,8, attacca Elomar, si difende Edgar, in corda Evangeline, poi Iolo e sempre Explosive Girl LF. Numero Edgar 8 Arnaldo Benal squalificato. Elomar alle prese a 400 dalla conclusione, 14,8 la retta di là, 1,31,6 tre quarti di miglio. Edgar che si svincola da Elomar che ha prodotto il suo sforzo presto e ora cala. Iolo terzo in corda che guadagna posizioni. All'ingresso della dirittura d'arrivo Edgar è in vantaggio nei confronti di Evangeline che prova a spostare, Helios poi Chuck Iolo SM che viene a centropista a far l'arrivo, in vantaggio Edgar, Evangeline ci prova, insiste Evangeline nell'attacco di Edgar, Evangeline che batte Edgar al terzo posto e Iolo 37 ad arrivare, 1,16,1 il ragguaglio cronometrico per il successo di Evangeline. Stefano Baldi in Salchi per il training di Edoardo Baldi, i colori di Alessandra Baldi. La vittoria della 4 anni da Nadasheba e Olivias in perfetto percorso da secondo in corda. Sposta e batte Edgar. Massimiliano Michelotto che ha qualcosa da ridire dopo il traguardo verso i rivali. Al terzo finisce Eiolo, il successo di Evangeline e Stefano Baldi.